Eder. Mech. Pallister. Stamattina a Trieste giravano voci di un possibile arresto di Sebastiano, cosa che a me sembra improbabile, però è il caso di riferirla. Di solito l'arresto avviene se naturalmente ci sono dei gravi indizi contro di lui, noi non sappiamo esattamente in questo momento gli inquirenti cosa hanno contro di lui, e poi ci sono 3 requisiti. La possibile reiterazione del reato, diciamo che Sebastiano in questi 3 anni potrebbe non aver ucciso nessun altro, inquinamento delle prove, questo Sebastiano l'ha già abbondantemente fatto, quindi sarebbe inutile arrestarlo per questo, e poi c'è il pericolo di fuga. Sebastiano col suo viaggio in Austria evidentemente sta dimostrando che potrebbe anche fuggire. La mattina del 14 dicembre 2021 segna l'inizio del mistero della scomparsa di Liliana Resinovic. La donna triestina ritrovata morta alcuni giorni dopo in circostanze ancora oggi al centro delle indagini. Quel giorno, suo marito Sebastiano Visintin, attualmente indagato per omicidio volontario, indossava abiti che oggi tornano al centro dell'attenzione investigativa. Una felpa di un acceso colore giallo o canarino e un paio di guanti arancioni. Sono proprio questi capi di abbigliamento che la polizia ha cercato, e poi sequestrato, martedì sera scorso, durante un sopralluogo nell'abitazione della coppia, in via Verrocchio a Trieste. Il sequestro è stato formalizzato all'alba di mercoledì attraverso un verbale in cui gli agenti elencano una lunga serie di oggetti prelevati. Tra questi figurano proprio una felpa gialla e dei guanti arancioni, ritenuti compatibili con quelli indossati da Visintin nelle ore in cui la moglie veniva ufficialmente dichiarata persona scomparsa, a conferma dell'abbigliamento dell'uomo in quel preciso frangente temporale. Ci sono le immagini girate da lui stesso grazie a una videocamera GoPro, fissata sulla sua bicicletta, con cui aveva documentato parte della sua giornata. Il filmato, uno degli elementi centrali dell'alibi fornito da Visintin, mostra le strade di Trieste, il Carso, alcuni scorci del centro cittadino e paesaggi attraversati durante il suo tragitto. In diverse sequenze, l'uomo scende dalla mountain bike, si posiziona di fronte all'obiettivo e descrive il percorso compiuto, fornendo un resoconto diretto e visivo. Proprio in quei momenti si notano chiaramente la felpa gialla che spunta da sotto il giubbotto e i guanti rosso-arancione, elementi oggi considerati rilevanti dalle autorità. Per questo motivo, nel corso della perquisizione, gli investigatori hanno voluto recuperare capi d'abbigliamento compatibili con quelli ripresi nel video. La felpa gialla e i guanti arancioni sono stati effettivamente prelevati, come lo stesso Visintin ha confermato ieri telefonicamente al quotidiano Il Piccolo. Oltre a questi, dalla camera da letto è stato sequestrato anche il giubbotto a motivi geometrici bianchi e neri, che l'uomo indossava in quel video. Insieme, presumibilmente, a jeans e a una coppola, sebbene su quest'ultimo dettaglio l'uomo abbia mostrato incertezza. Non so. Ho così tanti vestiti. Li compro ai mercatini dell'usato per pochi euro, a volte sono anche nuovi. Il verbale del sequestro? Non l'ho nemmeno letto, l'ho consegnato direttamente al mio avvocato, e non ricordo esattamente com'ero vestito quella mattina. A più di 3 anni dal ritrovamento del corpo senza vita di Liliana, avvenuto il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico. Gli investigatori cercano dunque risposte anche attraverso gli indumenti dell'indagato. Gli abiti sequestrati verranno verosimilmente sottoposti ad analisi approfondite. La procura potrebbe essere alla ricerca di tracce della donna su quei tessuti, oppure potrebbe aver riscontrato elementi utili su altri reperti precedentemente analizzati, collegabili proprio a quei capi. Va ricordato che, secondo quanto emerge dalla consulenza medico-legale redatta dal team coordinato dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, l'orario della morte di Liliana è stato collocato con alta probabilità nella mattinata del 14 dicembre 2021. Entro le 4 ore successive alla colazione consumata quella mattina, ovvero intorno alle ore 8, a base di caffè e una fetta di panettone. Questo restringe il possibile intervallo del decesso tra le 8 e le 12. Secondo la ricostruzione effettuata nella prima fase dell'inchiesta, Visintin sarebbe uscito di casa circa mezz'ora prima della moglie, per svolgere il suo lavoro. Aveva consegne da effettuare con il suo furgone presso clienti abituali, come supermercati e pescherie.
Successivamente, si sarebbe diretto verso il suo vecchio laboratorio in via Donadoni, dove si sarebbe trattenuto per affilare coltelli. Dopo questa sosta, avrebbe scaricato la sua mountain bike dal furgone e iniziato il tragitto in bicicletta documentato dalla GoPro. Il primo video, consegnato agli investigatori, parte da Piazza Perugino alle ore 12:16. L'ultimo video inizia invece alle 13:21 e documenta un tratto in discesa da Conconello. Proprio al quinto minuto di quest'ultimo filmato, in una strada sterrata, Visintina si ferma, scende dalla bici e appare per alcuni secondi in campo. Inquadrato dalla GoPro mentre fornisce indicazioni sulla direzione da seguire. È in quel preciso istante che si distingue chiaramente il suo abbigliamento. La felpa gialla brillante e i guanti arancioni risultano ben visibili. Non sorprende, quindi, che le forze dell'ordine si siano concentrate su quei vestiti. Nel frattempo, l'uomo si trova in Austria, dove si è recato sabato mattina. Ieri ha raccontato di essersi spostato in bicicletta fino a Cave del Predil, dove si è anche scattato alcuni selfie. Finito il giro, torno a Villaco, ha riferito al telefono. Non so ancora quando rientrerò a Trieste. Ha aggiunto inoltre di non aver ricevuto comunicazioni in merito a un eventuale confronto con il pubblico ministero Ilaria Iozzi. Non mi ha chiamato nessuno, ha detto, ma se questa volta devo essere sentito, ci andrò accompagnato dal mio avvocato. Le indagini proseguono dunque in un quadro ancora denso di interrogativi, in cui ogni dettaglio, anche una felpa o un paio di guanti, può diventare un tassello importante nel complesso mosaico del caso Resinovic. Non c'è niente da stare allegri. Liliana non torna indietro e umanamente credo che non sia una bella cosa per Sebastiano. Io gli auguro che possa chiarire tutte le incongruenze che ha detto in questi 3 anni, nelle varie interviste, e comunque come stiamo sarebbe meglio, cioè, chiedermi come mi sento, come stiamo, sarebbe meglio chiederlo alla sua famiglia, perché è lui l'indagato. E quindi non c'è niente da festeggiare. Dobbiamo solo avere pazienza e andare avanti, perché la cosa sarà lunga, difficile. Sappiamo benissimo che indagato non vuol dire essere colpevole, perché è questo che dice la nostra legge, la nostra Costituzione, e quindi io mi auguro veramente che lui sappia dare spiegazioni che non ha fatto fino adesso. A tutti quelli che scrivono su Facebook ancora oggi, ricordatevi che oggi è il 14 di aprile, sono 3 anni e 3 mesi, siamo nella settimana santa, prendetevi anche voi un po' di pausa, i pro e i contro ormai si è capito, ma basta, pensate alle vostre famiglie, perché ne hanno bisogno più di quello che si può pensare, perché avete visto che da un momento all'altro può succedere l'irreparabile. Non sprecate il vostro tempo ancora con insinuazioni contro uno o contro l'altro, permettetemi di darvi questo consiglio. Stanno dicendo che che indagato non è condannato, ma questo è ovvio, non serve scriverlo. Non siamo tutti scemi, no? Mi chiedo, perché andare ancora a inveire contro i parenti di Liliana, parenti serpenti, ma basta, lasciamoci alle spalle questi 3 anni e guardiamo avanti. E io volevo ringraziare il dottor Dainotti, che ha avuto la competenza e la lungimiranza di dirci che bisogna andare avanti. E ringrazio Penelope, ringrazio tutti i nostri periti, ma anche quelli di Sebastiano, perché anche il suo perito ha detto che non era un suicidio. Io credo che adesso sia il momento, almeno per un po', di stare in silenzio e lasciare lavorare i nuovi inquirenti, perché sanno quello che fanno, finalmente, posso dire. Capisci? Mi lascia perfettamente indifferente, se posso dirlo, perché doveva essere fatto 3 anni fa, viaggia con 3 anni di ritardo, meglio tardi che mai, attendiamo. L'avviso di garanzia ne potevano emettere 3 anni fa una decina, il mio compreso, per capirci. Punto. Non voglio commentare queste cose io, è affare della procura, nella quale ho piena fiducia, nella nuova procura, perché la vecchia ha cannato. Punto, non c'è altro da dire, io non voglio parlare altro.
aspetto con fiducia che la procura faccia il suo lavoro. La cugina Silvia, il fratello e tutti parliamo la stessa lingua, ci siamo visti 10 minuti fa per capirci. Continuiamo a parlarci sempre la stessa lingua. Se perdi la speranza sei fregato nella vita. La procura di prima ha lavorato 1 anno e mezzo per tentare di farci inghiottire, tentando di farlo passare per un suicidio. È la procura che deve scavare lì se vuole trovare come, perché, quando è morta Liliana. Se vuole farlo deve andare in cerca di quello. Più di tante informazioni adesso non ne leva, perché le informazioni che posso darle oggi io sono già state scritte e stampate 100 volte da voi tutti. Quale può essere il promovente? Non voglio dirlo io. Il promovente economico può essere anche che lei morta al vedovo gli spetta la pensione e i soldi, 2/3 di quello che era il conto corrente. Movente economico vuol dire anche questo, perché se no non la trovava nessuno. Io non ho titolo per fare e dire niente. L'unica cosa che diceva, e di questo l'ho già detto, non c'è bisogno di soldi in casa. Voglio sperare che non le serviva fare un testamento a lei, che cavolo. Testamento fa uno in punto di morte, lei non poteva immaginare che era a quel punto, purtroppo. Qualche ha messo perfino in predicato il fatto che anch'io avrei potuto eliminare Liliana perché non voleva più fare quello che mi diceva fino all'altro ieri di voler fare, e io me la sono ammazzata. Dopo la porto lì in quelle condizioni, talmente mona sono da portarlo là con la possibilità di essere visto, la portavo in carcere e finiva in un diruppo, o no? Non è il mio carattere a adirarsi per niente, ma se tu vieni tacciata di essere una ladra che hai portato via gli ori a Liliana e tante altre cose brutte che lui ha detto su me, su Sergio, su mia figlia, sulla mia famiglia, vorrei vedere chi può star zitto o non alterarsi. Siamo stati punzicchiati a vicenda. Noi siamo disponibili a collaborare con gli inquirenti, perché se vogliono dei chiarimenti su quello che abbiamo scritto o dei approfondimenti, non ci tiriamo indietro, perché non abbiamo niente da nascondere. Anzi, forse potremo portare cose nuove se vorranno ascoltarci. Sono 3 anni che chiediamo di essere ascoltati. Adesso è il momento del silenzio. Aspettiamo che siano loro a chiamarci, se hanno bisogno di noi ci saremo. Lasciamo gli inquirenti, i periti a fare queste cose. Ormai il nostro compito è finito. Noi volevamo solo portare alla luce che Liliana non si è suicidata, e quello che ci fa specie chi aveva interesse a farla ritrovare e a confezionare il suicidio tarlocco, depistando e così via. Quindi no, non voglio più parlare delle sue incongruenze. Noi siamo in attesa che gli inquirenti, noi siamo disponibili, l'abbiamo sempre detto, non abbiamo paura. Noi la verità l'abbiamo sottoscritta, non raccontata solo in televisione. Quindi aspettiamo, io ho fiducia nei nuovi inquirenti, nella nuova procuratrice e nei periti, anche quelli di parte. È giusto così, uno deve anche potersi difendere, credo. Cioè, è giusto anche questo. Saranno gli inquirenti a trovare la soluzione. Mi fanno ricordarsi l'ultimo giorno in cui ho visto sua moglie. Io mi ricordo anche i minuti, i secondi, quando è successo a mio marito. Quindi è inutile star lì a commentare Sebastiano. L'abbiamo fatto per 3 anni, adesso sarà agli inquirenti che dovrà dare spiegazioni. Una buona e serena Pasqua. Il cordino che aveva sul petto e la pistola che sta continuando a fumare viene da casa sua, e lei era già morta quando è stato portato là. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.